questo viaggio abbiamo potuto scoprire la piazza di lingua gallese, che è la lingua ufficiale del paese d'Italia, accanto all'inglese, i mezzi per rendere accessibile a tutti e di radio a maniera di come è stata applicata in tutti i domini della società, vale a dire l'educazione, i divertimenti, i media, l'economia. Oh, we normally speaks Welsh. Video clips and podcasts from famous Hollywood actors who speak Welsh, famous people in business. E dunque oggi, non appena più di 3 milioni di abitanti, al paese d'Italia pensano che l'UGE ha poco preso 22% dei locutori che parlano gallese. E abbiamo borsato che nel nord del paese il bislinguismo è una realtà quotidiana, veramente. Non si pone mica la questione della lingua, si parla, punto e basta. Disgraziosamente per la sicura non è mica un caso in tutto il paese dove il gallese vince piano piano la società. We're called Mentariaeth. Ci sono quantunque assai iniziative che per New York per sviluppare la lingua subito a UE, con le radio, subito nei giucciati. I più giovani hanno la possibilità di integrare ciucciate completamente galofoni e tanto sono piazzati in immersione a Bonoro. Abbiamo scontrato un movimento per l'insegnamento prescolare, Mugia Dmitri, e per il bislinguismo l'obiettivo finale è l'immersione di Astra per giungere. Dopo, in una scuola bislingue, abbiamo fatto la conoscenza di 3 scolari che ci hanno spiegato che il gallese era assai adoprato a scuola, ma che a ricreazione, passata una certa età, l'inglese ripiava a Piazza Maiorca. Hanno creato un club per far sorte il gallese di un quadro proprio scolare e organizzare attività appena più cool in giro a lingua. No, 30,000. These gets done every month. Rende il gallese cool e di non dargli la piazza che lo merita di petare i giorni, per esempio la televisione, che come qui di noi è assaltata da programmi inglesi e americani. Un filicarapi! Alla fine di lui lost questa barriera. Dwi'n casau Arthur, dwi eisiau fod dalu am be mynd i wneud. In de rondo media, per esempio, abbiamo avuto la chance di assistere all'enregistramento di un'emissione per i giovanotti e ci siamo visto che il professionalismo e la qualità unendo un mondo ambia ai più grandi cadeni. D'altronde, a BBC emette anche in gallese a tele e a radio. E gli stessi a sforzi una cadena 100% gallese che sfusa emissioni e serie nuove idee. Not everybody in Wales speaks Welsh. We're making a big contribution to the economy in Wales, but we're also making a very big contribution to the language, which is the important thing. That's why S4C was set up 30 years ago. Una delle case di produzione che fa programmi unicamente in gallese e che si chiama Comunità si porta a Saiue e di fatti giunge a vendere certi concetti a paesi come a China.
luoghi di sagase di produzione, infatti, come quelli di Canale Sforzi, si trovano a Udog Victoria, che è in Caernarvon, in un gruppo di intraprese 100% galovano, accumulato in giro a Gallery, che è un business center nato da volontà di investitore di sviluppare l'impiego per rilanciare il Rodione e di non con la lingua. La creazione di Siscagni e l'esciuta di decine di intraprese sono all'origine di più di una centina di impieghi, diretti o indiretti, bene a dire quelli di Scagni stessi e tutto ciò che è venuto in giro, come tutte le osterie e tutto per mondiale per quelli che lavorano qui. Fando di Caernarvon, in fin di conto, un centro economico bio con si può schizare. Everything's together makes it work. Per l'Università di Bangor, una lingua che vive è una lingua che si adatta, soprattutto alle nuove tecnologie. E è per questo che li lavorano assai nello sviluppo della lingua e in tutti i mezzi informatici. Soprattutto ciò che ho ritenuto, ciò che ho visto veramente che mi ha mercato, di sapere di giungere a fare della lingua e di tutto ciò che è in giro alla lingua, qualcosa, un vero mezzo per sviluppare l'economia. Era veramente un bello viaggio, e soprattutto per un corso che si rimuove della sua lingua, era una lezione, una vera lezione, si è visto, si rimane assai quantunque un sentimento di frustrazione, quantunque. Si vede che qui potremmo fare assai a fare, ma finalmente non giungiamo manco a metà di ciò che li facciano quelli per la sua lingua. E quantunque è straordinario, quantunque è straordinario e soprattutto strano. Non puoi giungere a un certo livello di corsizzazione in Corsica. Questo viaggio ci ha imparato assai. Noi che veniamo da qui a Corsica, che cerchiamo il bilinguismo, era un momento di imparare. C'è veramente qualcosa da fare in quel corso, ma noi non ci rendiamo mica. Quando noi siamo sortiti di ogni scontro, ci siamo detto, bon, franchement, ils sont plus forts que nous, et c'est vero. Ah wow, tocca a me e tocca a noi tutti in Corsica.